Posso dirvi monasi di coglioni ignoranti. Cioè vi sentite tanto bulli, ma siete solo dei polli. Dei polli con tanta paura. Avete voi paura di essere giudicati prima voi? Allora cosa fate? Prima di essere attaccati, è una tattica questa. Prima di essere attaccati, attaccate voi. Ma perché? Perché nella vostra mente malata voi pensate subito che la gente vi giudichi, perché voi siete i primi a pensare di essere giudicati perché voi giudicate. Siete voi a giudicare per primi. Bulli. Ave Maria. Era tuo stato. Lui, cioè, visto che bella bandiera che... Ah, la conquista per salvare... No, la conquista del mondo no. Come Mignolo col prof. I due sorsetti bianchi che conquistava Mignolo col prof. No. A salvare il Veneto dalle brutte persone cancare, maledette schifose. Salvare chi è vittima di bullismo. E ora, mi messaggerà proprio i coglioni. Ve lo dico sinceramente, schiettamente. Tanto come cotto è. E se sto male, uomo, che sei anche Mister Panoccia qua con altri. Allora, cosa è successo per Cristina che sei così velenosa? Praticamente ieri mattina, che è un cosa esoba, non so quando che caricherò il video. L'articolo non riesco più a trovarlo. Era sul Mattino di Padova. Un gruppo di ragazzi, o un gruppo di ragazzi. Che cosa ha fatto? Ha preso di mira, adesso non mi ricordo se deve aver picchiato, deve aver insultato, deve aver deriso comunque un bambino, un ragazzino disabile. E ora mi dico, fioi, i bulli ci sono sempre stati e purtroppo sempre ci saranno. Io in primis a me questa cosa ha toccato molto, ho detto devo fare assolutamente un video, devo parlarne un attimo. Non so, cioè penso di parlarne per l'aria che esce dal buco del culo, proprio per le scoregge, cioè perché non valgono niente le mie parole, non valgo un cazzo io, cioè chi sono io per poter dirvi, posso dirvi monasi di coglioni ignoranti, ok? Perché adesso mi gira e vai, perché io quando ero giovane, quando ero piccola, sono stata bullizzata, mi sono sentita molto diversa a causa del comportamento altrui, nel senso le bambine a scuola io chiedevo anche il motivo perché avevano questa specie di razzismo contro di me. Non mi avevano mai risposto, ancora oggi io mi ricorderò sempre di quelle persone, ce le avrò proprio qui, che un giorno o l'altro quando le troverò faremo una bella chiacchierata con qualche schiaffone attraverso, perché allora a me, in primis a me queste storie, queste offese, queste derisioni, questo senso di solitudine che poi il ragazzino disabile poi ha, quindi non è solo un semplice ragazzino sensibile, ok, è disabile, cioè non poteva neanche difendersi, nel senso, avete trovato una vittima, cioè vi sentite tanto bulli, ma siete solo dei polli con tanta paura. Avete voi paura di essere giudicati prima voi? Allora cosa fate? Prima di essere attaccati, è una tattica questa, prima di essere attaccati, attaccate voi. Ma perché? Perché nella vostra mente malata voi pensate subito che la gente vi giudichi, perché voi siete i primi a pensare di essere giudicati perché voi giudicate. Siete voi a giudicare per primi. Bulli. Persone ignoranti. Guarda, per via panoccia che mi viene su per culo. Questa violenza psicologica o anche fisica segnerà sempre, per sempre la vita di un bambino, di un ragazzino. Soprattutto nell'età adolescenziale, soprattutto di un bambino dell'età dall'asilo fino all'adolescenza, gli toccherai i sentimenti, lo farai crescere storto, come un albero, no, che cresce, ho un taglio, senza saperlo,
Ho come un albero che cresce, dopo un po' trova, non so, cade addosso un altro ramo di un altro albero, o per colpa della grandine, per colpa del vento gli si spezza un ramo e cresce storto. Non dico che mi sono cresciuto storto, ma insomma, sì, sono sempre stato storto. Il punto è che allora, quanti discorsi? Sono anch'io disabile, invalida, però comunque anch'io ho problemi. Sono affetta da una sindrome rara, genetica, che mi causa tutti i problemi che ho, sono causati da questa sindrome. Si chiama sindrome di Noonan. Io mi ricordo, soprattutto nell'età adolescenziale, che ste brutte troie, che adesso ve lo posso dire, ne ho tutto il permesso per dirvelo senza far nomi, però nella mia mente, nel mio cuore so che siete voi, senza rancore. Mi prendevano in giro per i miei difetti fisici. Loro non sapevano che erano causati da una sindrome, non lo sapevo nemmeno io perché è da 3 anni che ne sono a conoscenza. Però come puoi attaccare sulle debolezze degli altri? Cioè, se sono nata così, zio prete, devi prendermi per il culo? Tutte queste parole noi le immagazziniamo, noi gente, noi bambini, i vittime del bullismo, le immagazziniamo, e questi bambini, questi ragazzini saranno saranno feriti, saranno coinvolti a vita da queste storie, da queste esperienze. Gli sconvolgerete la vita, gli rovinerete i rapporti d'amore, i rapporti umani, i rapporti di coppia, gli sconvolgerete la vita. Basta vedermi me che per rivalsa, per sfogo contro il bullismo io mi sono aperta, nel senso non de gambe, ma nel senso facendo i video. Poi voi non immaginate quante offese, quante derisioni mi prendo dai leoni di tastiera, perché voi pensate, no, tutta bella, quei commenti belli, invece no, perché la gente ti umilia, la gente vuole odiarti e non ci mette la faccia. Quando io la faccia, cazzo, ce la metto, ok? A differenza di altre persone che la faccia non ce la mettono, io dico quello che penso, io dico, mi racconto, io voglio trasmettere alle persone, voglio raccontare, voglio far capire, voglio a scrivere un libro, cosa capirmi, voglio cercare di una rivalsa, una rivolta, voglio rivendicarmi, vi per vendetta, cazzo, senza il cazzo, vabbè, ma neanche, proprio per una questione mia di far capire, non lo so, c'è sta luce che mi sta abbagliando, no, perché saranno perché adesso i tempi sono cambiati, cazzo, i tempi adesso sono cambiati, perché una volta io mi prendevo di quelle patacche da mia mamma quando tornavo da scuola con un brutto voto, o anche quando mi prendevano in giro e non mi difendevo, mi aiutava lei, però prima me le prendevo, sì, ma me le prendevo comunque in tutti i casi. Che bella infanzia che ho avuto. Comunque mia mamma, che non c'è più è venuta a mancare da due anni ormai, 1 anno e mezzo, mi teneva per proteggermi dal mondo, perché mia mamma sapeva che il mondo era una merda, pieno di persone che ti odiano, è una merda, tutta la vita è una merda. Io sono diventata una emo, c'ho il ciuffo emo, e voleva proteggermi perché lei sapeva già, solo che ognuno dimostra l'amore a proprio modo. C'è chi dimostra l'amore anche non con l'amore, ma comunque ognuno al suo modo, e mi tenevo in una campana di vetro. Quando io per ribellione ho voluto uscire da questa campana di vetro e ho visto il vero mondo, ho visto le vere persone, ci sono rimasta di merda. Comunque, questo video l'ho fatto non per parlare dei cazzi miei, ma per fare un appello a tutte quelle persone che si sono sentite dire anche una volta nella loro vita: tu non ce la fai, tu sei uno sfigato,
sei un demente, sei un handicappato di merda, sei una merda, non andrai da nessuna parte nella tua vita, non farai mai un cazzo nella tua vita, sei un cesso, sei un fallito. Un appello a tutte quelle persone che si sono sentite messe in disparte, che si sono sentite diverse per colpa degli altri. A tutte queste persone io vi dico una cosa: trovate il vostro sfogo, trovate una cosa in cui siete bravi e sfogatevi in quello. Parlatene, perché le vostre esperienze, ciò che vivete, possono essere d'aiuto per altri. E fate tanta ironia su voi stessi. Cioè, tipo, una mona come me, una deficiente brutta come me, cicciona, se devo ingrassare un pasto anche tra l'altro. Chi vuoi che mi ascolta, cioè chi vuoi che mi ascolti, dai. Però poi quando arrivi, perché queste cose ti fanno cambiare dopo, no? Ti fanno cambiare prima in peggio, perché o cadi in depressione, ti tagli le vene, vuoi morire, poi risorgi come la fenice che risorge dalle proprie ceneri e diventi una persona migliore. E vedrai tu che tutte quelle persone che ti hanno umiliato, che ti hanno offeso, che ti hanno deriso in tutti questi anni, verranno da te in ginocchio a leccarti il culo. Ma te lo dico io, cazzo, che è così. E ti invidieranno, perché tu hai avuto il coraggio di metterci la faccia e di vendicarti, di farti valere. Tira fuori sti cazzo di coglioni. Ce li hai i coglioni? Beh, tirali fuori. E neanche io non ce li avevo. Li ho tirati fuori comunque. Li ho fatti in qualche maniera da qualche parte. Io vi saluto.